toccare il giubbotto qui però forse. Guardi, l'importante è che però non si alzi. No, non mi alzo perché dovrei alzarmi. No. Non mi muovo. Buongiorno, buon pomeriggio. Cominciamo bene col microfono che... Abbiamo subito l'assistente che risolverà il nostro problema. Ci siamo? Ecco, ricominciamo tutto da capo. Ecco, sì. Buonasera, benvenuti. Benvenuti a questo importante, per noi importante appuntamento. C'è un incontro con l'autore dell'opera che vedete il cui titolo vedete ricordato qui in molti manifestini, in molte locandine, Beach is Blue, con uno degli autori, perché in realtà gli autori sono due. Ci siamo? Ecco, ricominciamo tutto da capo. Ecco, sì. Buonasera, benvenuti. Benvenuti a questo importante, per noi importante appuntamento. C'è un incontro con l'autore dell'opera che vedete il cui titolo vedete ricordato qui in molti manifestini, in molte locandine, Beach is Blue, con uno degli autori, perché in realtà gli autori sono due, come potete leggere, Enrico Merlin, Veniero Rizzardi. Soltanto il primo è con noi questo pomeriggio, e quindi prima di dare inizio al nostro incontro, al nostro colloquio, al nostro scambio, desidero ricordarvi un'importante serie di avvenimenti. Vedete alle mie spalle c'è il manifesto di Conegliano Jazz and Blues. Conegliano Jazz and Blues è una rassegna di eventi e concerti di jazz, blues e soul nazionali e internazionali in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Conegliano. Si tratta di eventi che si svolgono al Teatro Accademia e in diversi club e locali del territorio. La rassegna è organizzata da Arte Ritmi, FVG Festival e Veneto Jazz, con il sostegno della Banca della Marca. L'incontro di oggi, invece, è sostenuto dalla Cantina Masottina, che offrirà un brindisi al termine dell'incontro. Azienda certamente molto conosciuta a livello locale e anche in ambito non locale, quindi abbiamo il grande piacere di avere questa azienda a supporto di oggi, nostro di oggi. Un saluto ai telespettatori di Vive TV che ci stanno seguendo in live streaming, una preghiera se possibile che il mio nome era un peletto più grande del suo. Lui è andato fuori di matto, ha detto: ma come? Chi sei tu? L'autore del libro sono io, il curatore del sito internet del Miles Davis elettrico, della famiglia di Miles Davis, sono io. Dice: il musicista sono io, al centro di questo sono io. Dice: già ti devo sopportare che tu mi stia seduto accanto e dice: proprio non posso fare a meno. Io ho detto: vedi, mi dispiace, io non ho chiesto io che il mio nome venisse scritto così in grande, non me l'aspettavo, non è mia intenzione. Io ti faccio le domande, dopo sei tu al centro ovviamente sul palcoscenico. E allora stiamo aspettando di riuscire a convincerlo praticamente della bontà di queste argomentazioni. Il centro è lui, il punto, il fulcro di tutta la situazione è lui, la gente lo sta aspettando e sarebbe ora che un po' problemino che stiamo risolvendo, perché è qui, Enrico è qui, ci ho parlato prima, l'ho visto e mi ha promesso che avrebbe fatto di tutto per arrivare in tempo. Il problema è che, ve lo dico perché è un artista e sapete come sono gli artisti, sono geniali, lui in parte lo è, io ho il piacere di conoscerlo da qualche tempo, e sono però estrosi, sono come i cavalli di Raggio, e quell'altro dice: ah sì, ti frantumo le ossa fino a quando caschi per terra come un sacco di patate. Quelli là, allora lui ha un soprannome, no? Gli dice Spaccaossi, perché dice quando si arrabbia. Allora io vi chiedo cortesemente, per favore, diamo inizio a questa cosa prima che diventi una buffonata, insomma. Allora io adesso lo chiamo praticamente, no? Come io so fare, e quando dirò il suo nome fategli un bel applauso, fategli credere che ci troviamo in uno di quelli sports arena dove ci sono tutti questi pazzi, spaccalo, uccidilo. E allora io vi prego, così in questa maniera cominciamo, io posso ritornare un po' in me nelle mie normali funzioni
Allora, now ladies and gents, please give a round hand al solo, unico, grande, Enrico Spaccaossi Merli! Devo sopportare che tu mi stia seduto accanto e dice proprio non posso fare a meno. Io ho detto, vedi, mi dispiace, io non ho chiesto io che il mio nome venisse scritto così in grande, non me lo aspettavo, non è mia intenzione, io ti faccio le domande e dopo sei tu al centro ovviamente sul palcoscenico. E allora stiamo aspettando di riuscire a convincerlo praticamente della bontà di queste argomentazioni. Il centro è lui, il punto, il fulcro. Prego Enrico. Ciao Gianni. Ciao Enrico. Dovete sapere che io e Gianni in realtà abbiamo un'amicizia che corre da molti anni. Si dice corre un'amicizia? Tu puoi dire ciò che vuoi. Sì, tanto all'autore concesso, no? Bravo. È una licenza poetica, no? Dicevamo. Esatto, no, sì, in realtà ci siamo conosciuti moltissimi anni fa, così, durante una manifestazione musicale, e poi abbiamo deciso anche di avere un progetto musicale insieme per un certo periodo. È stato molto divertente. Tutte le volte che ci rivediamo in queste occasioni così, mi piace sempre moltissimo quando Gianni può essere presente alle presentazioni del libro. Tutte le volte ci diciamo, però dovremmo rifare quella cosa lì, un po' con la voce alla Miles. No? We should do it, man. È che l'hanno rifatta in altri 15 o 16 nel frattempo. Esatto, ma è molto meglio forse, come dicevi anche tu. Comunque ti dispiace se ti ricordo che siamo qui per parlare del tuo già, è vero, Bitches Brew. Ecco, Bitches Brew è uno dei lavori di Miles Davis. Ora, dire Miles Davis significa fare il nome di un personaggio, di un musicista, di un artista che è un'icona del jazz, ma non solo. Per esempio, molti appassionati di rock, soprattutto quelli di una certa età, se capisci cosa intendo dire, lo sentono abbastanza vicino a loro. Forse sebbene ne siano un po' intimiditi, perché Miles Davis non è una figura molto rassicurante, no? E secondo te, fammi iniziare rivolgendoti una domanda, cosa prima che diventi una buffonata, insomma. Allora io adesso lo chiamo praticamente, no? Come io so fare. E quando dirò il suo nome, fategli un bel applauso, fategli credere che ci troviamo in uno di quelli sports arena dove ci sono tutti questi pazzi, spaccalo, uccidilo. E allora io vi prego, così in questa maniera cominciamo, io posso ritornare un po' in me nelle mie normali funzioni. Allora, now ladies and gents, please give a round hand al solo, unico, grande, Enrico Spaccaossi Merli! Oh yeah! Buonasera a tutti, è un vero piacere per me essere qui a Conegliano nella mia veste di wrestler, che è quello principale, ovviamente, come potete notare dal mio fisico, soprattutto. Senti Miles, scusa, ma sediamo Enrico diventa pazzo quando lo chiamo Miles. Miles, prego Enrico. Ciao Gianni. Ciao Enrico. Dovete sapere che io e Gianni in realtà abbiamo un'amicizia che corre da molti anni. Si dice corre un'amicizia? Tu puoi dire ciò che vuoi. Sì, tanto all'autore concesso, no? Bravo. È una licenza poetica, no? Dicevamo. Esatto, no, sì, in realtà ci siamo conosciuti moltissimi anni fa, così, durante una manifestazione musicale, e poi abbiamo deciso anche di avere un progetto musicale insieme per un certo periodo. Tu hai nominato una parolina magica, bebop. Bebop è uno stile molto divertente. Tutte le volte che ci rivediamo in queste occasioni così, mi piace sempre moltissimo quando Gianni può essere presente alle presentazioni del libro. Tutte le volte ci diciamo, però dovremmo rifare quella cosa lì, un po' con la voce alla Miles. No? We should do it, man. È che l'hanno rifatta in altri 15 o 16 nel frattempo. Esatto, ma è molto meglio forse, come dicevi anche tu. Comunque ti dispiace se ti ricordo che siamo qui per parlare del tuo già, è vero, Bitches Brew. Ecco, Bitches Brew è uno dei lavori di Miles Davis. Ora, dire Miles Davis significa fare il nome di un personaggio, di un musicista, di un artista che è un'icona
del jazz, ma non solo. Per esempio, molti appassionati di rock, soprattutto quelli di una certa età, se capisci cosa intendo dire, lo sentono abbastanza vicino a loro. Forse sebbene ne siano un po' intimiditi, perché Miles Davis non è una figura molto rassicurante, no? E secondo te, fammi iniziare rivolgendoti una domanda, come veleggiava nell'aria, farlo suo e trasformarlo. Ci tracceresti una breve descrizione dell'attività musicale di Miles Davis dai tempi del bebop fino alla svolta elettrica, perché di quella parleremo tra breve. Sì, effettivamente questa cosa che diceva Paolillo è una delle cose che mi trovo assolutamente d'accordo con lui. Lui poi era più incline alla tradizione, no? Nel suo modo di... Infatti celeberrima rimase la sua stroncatura di John Coltrane a Milano nel 1960 quando suonò con Miles. Però lui ci vedeva a lungo, perché comunque era una persona di cultura, di grande cultura, era una persona intelligente che forse non aveva nemmeno paura di mostrare i propri limiti, ecco, cosa che invece talvolta la critica moderna si dimentica, quello che succede molto spesso con i critici, categoria che forse non amo moltissimo. Quello che succede è che molto spesso sembra quasi vogliano sostituirsi all'artista, no? Nello spiegarci che cosa fanno, quale moto dell'anima quell'artista ha condotto quell'artista a fare quel determinato tipo di scelte. Nel caso di Miles Davis, il mio lavoro quindi è più quello dello storico, se vogliamo, anche se direi quasi ancestrale, no? Che sta nella musica, in questa musica. Il jazz invece forse questi andate e ritorno verso la sua componente più viscerale forse non li ha avuti in maniera così eclatante, quindi nasce come musica popolare, ovviamente il jazz come figlio prediletto, per così dire, del blues verso la fine dell'Ottocento, ma poi con la grande svolta del bebop, insomma, negli anni 40, insomma, è come se le emozioni avessero preso un po' l'ascensore all'interno del fisico, per così dire, quindi da musica addominale diventa più una musica cerebrale, insomma, ecco. E quindi forse questa cosa ha contribuito a far sì che venisse percepita, a mandarlo a studiare alla Juilliard School di New York. Il filo dell'evoluzione del genere magari viene vissuto più come un distacco, no? Cosa che invece forse non lo è. Poi il soul jazz ha cercato di riavvicinarsi, eccetera, però sono sempre stati dei tentativi che appunto, come dici tu, in qualche maniera sembravano quasi essere più un riavvicinamento al rock, che di per sé il rock, anch'esso figlio del blues, insomma, benché in epoca diversa, va in quella direzione. Interessante anche la metafora che hai usato, perché rende abbastanza bene l'idea di questo tipo di evoluzione. Approfitto, tu hai nominato una parolina magica, bebop. Bebop è uno stile musicale jazzistico, quello che ha un po' allontanato, diciamo, il certo pubblico legato alla tradizione da quello che stava avvenendo. E ciò che avveniva fu l'incontro di una serie di musicisti immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e tra questi musicisti l'ancor giovanissimo Miles Davis si ritrovò a lavorare. Vorrei chiederti, se non ti dispiace, di tracciare per tutti noi, perché ogni volta che si ha del pubblico c'è il colto, l'inclita, a me piace sempre cercare di trovare delle formule che permettano a tutti di recuperare gli elementi fondamentali della discussione, perché se si perdono certe milestones, pietre miliari, non so se è comodo, certe pietre miliari, si va a rischio di prendere la direzione sbagliata. E quindi in definitiva ci tracceresti, Miles Davis è, dicevo, un'icona importante, imbarazzante, pesante, anche perché è stato da taluni, come da taluni critici, considerato l'inventore di una serie di generi nel jazz. Mi viene in mente il cool dei primi anni 50, ma
anche altri che tu ora di cui ci dirai. Arrigo Polillo, il vecchio caro direttore di musica jazz, diceva che a sua volta non si trattava di un creatore, ecco. Si trattava di qualcuno che aveva un fiuto eccezionale per cogliere ciò che si aggirava, per cogliere ciò che veleggiava nell'aria, farlo suo e trasformarlo. Ci tracceresti una breve descrizione dell'attività musicale di Miles Davis dai tempi del bebop fino alla svolta elettrica, perché di quella parleremo tra breve. Come è stata la mia prima seduta di incisione quando avevo 16 anni? 17, non di più. E quasi 18? Forse sì, però non avevo la patente, quindi sono venuti a prendermi, quindi mi ricordo. Però ecco, ricordo che io tremavo come una foglia. Cioè, quando è arrivato il momento in cui c'era anche il mio assolo, le mie mani erano inchiodate sullo strumento, perché sapevo che qualunque cosa avrei fatto in quel momento sarebbe rimasta lì, in quell'incisione. E allora mi ha un po'... mi sorprendeva un po' questa cosa, perché io pensavo a questo giovane Miles Davis che a 19 anni si ritrova in uno studio di incisione a New York. Lui in fondo era un campagnolo, no? Diciamo, no? Anche se veniva da St. Louis, ma voglio dire, comunque tutto ciò che veniva fuori da Manhattan era considerato provincia, e quindi si trovava in questo studio di registrazione con le star del jazz più forti che c'erano in quel momento lì, cioè la vera Era una persona di cultura, di grande cultura, era una persona intelligente, che forse non aveva nemmeno paura di mostrare i propri limiti, ecco, cosa che invece talvolta la critica moderna si dimentica, e quello che succede molto spesso con i critici, categoria che forse non amo moltissimo. Quello che succede è che molto spesso sembra quasi vogliano sostituirsi all'artista, no? Nello spiegarci che cosa fanno, quale moto dell'anima. Dopo anni che l'ho amato, studiato, ho cercato di carpirne i segreti, Miles era uno sviluppo fondamentalmente di due tipologie di artisti contemporanei, no? Cioè i grandi innovatori, quelli che inventano i linguaggi e che talvolta poi rimangono lì, no? Cioè non è detto che poi debbano per forza avere uno sviluppo oltre alla cosa che hanno fatto. E invece quelli che sviluppano i linguaggi, e molto spesso questi sono, a mio modo di vedere, anche più interessanti, perché diventa straordinario come loro riescano a manipolare. Pensiamo a Robert Johnson nel blues, voglio dire, no? Cioè nulla di ciò che fa Robert Johnson non esisteva già prima, ma come lo fa lui è un modo trasforma. Io penso sempre a questi personaggi come una clessidra, come a un setaccio, no? Nel quale poi ciò che esce sotto, sì, è sempre la stessa materia che c'era sopra, però esce trasformata nella sua forma, riacquista nuove... No. E Davis era questo, quindi anche Birth of the Cool, per esempio, no? L'album famoso dove c'è la Venere di Milo, è un disco fantastico, inciso tra la fine del 49 e il marzo del 1950, ma fondamentalmente è un disco... cioè il cool jazz esisteva già, Lenny Tristano aveva già fatto esperimenti diversi da quella di molti altri jazzisti di quegli anni, Parker in testa, insomma, no? Che è nato nel 1920 e che, voglio dire, non ho nemmeno mai conosciuto suo padre, e all'età di 14 anni era già stato dichiarato un tossicodipendente senza via di ritorno. Quindi voglio dire, a questo punto Davis invece era figlio di buona famiglia, e successero tutta una serie di cose, per cui, per farla breve, nel 1945 riuscì a convincere suo padre a mandarlo a studiare alla Juilliard School di New York, che è una delle più importanti, e lì abbiamo dei musicisti straordinari, perché dentro questo gruppo ci sono tutte le star del jazz moderno, o tutte, quasi tutte, insomma, cioè da Max Roach a John Lewis al pianoforte, che avrebbe fondato il Modern Jazz Quartet, a Jerry Mulligan al sassofono, che di lì a poco avrebbe seguito quella strada prendendo Chet Baker nel quartetto del Piano Quartet, voglio dire, J.J. Johnson e Kay Winding ai tromboni, l'enorme Gunther Schuller, che ancora oggi ha la veneranda età, adesso non so quanti anni abbia Gunther, ma credo che è tra i 70 e gli 80, e ancora oggi è considerato una delle personalità più importanti per il recupero del jazz dei primi anni 20, insomma.
Bene, e quindi... Quando Parker era in tournée con Gillespie e con l'orchestra diretta da Billy Eckstine, questo cantante che è stato molto importante nell'evoluzione del bebop, che Luciano Federighi però ha un grande rispetto per lui, e Luciano Federighi è un grande storico del canto jazz. Dice dopo Billy Eckstine molti cantanti si sentirono autorizzati a cantare e a sbadigliare contemporaneamente, però insomma è la nascita del crooner, per così dire, no? Però insomma nel 1945 praticamente Davis si ritrova in studio per la prima volta con Charlie Parker a 19 anni a New York, e molti critici su questa cosa per esempio hanno preso degli abbagli clamorosi, no? Nel senso che si dice questo trombettista così giovane, così poco presente, perché Parker con tutti i musicisti pazzeschi che ci sono in giro è andato a scegliere un trombettista di così poca esperienza e poi che si sente un po' claudicante sulle scale, eccetera eccetera. In realtà le cose non stavano così, cioè Davis, malgrado avesse 19 anni, aveva già un'idea piuttosto chiara. Tu hai accennato prima al cool jazz, questa rivoluzione straordinaria che è quasi contemporanea in bebop per certi versi, che Davis abbraccerà, anzi aveva già abbracciato in quel momento lì, e che faceva sì che l'esposizione, per così dire, tecnica, virtuosistica, anche se vogliamo, del musicista non fosse così esplicita come nel bebop, ma fosse, non vorrei dire in giacca e cravatta, perché non è questo, è anche questo un errore se vogliamo, è più un atto sublime e subliminale, non so, dell'improvvisazione. Non vi è quindi uno sfacciato sfoggio della tecnica, ma la tecnica è soprattutto verso il controllo del movimento. Qualcuno forse ricorderà, immagino, che uno dei dischi più celebri di quel genere musicale si intitolava Venus de Milo, che non era altro che la Venere di Milo, riportata in copertina. Quindi hai reso abbastanza bene l'idea del controllo, che non significa cancellazione dell'emozione, ma mastering di emotion, esatto, per riuscire a renderla nel modo più efficace. Esatto, quindi mentre invece nell'atto creativo di Parker, Gillespie, Bud Powell, cioè tutti i grandi del bop, Max Roach, quindi da questo paradosso che io quando l'ho scoperto alcuni anni fa ho detto c'è qualcosa che non mi torna, è iniziato tutto questo lavoro per cui di cercare di capire, e la stessa cosa avviene un po' per rispondere un po' alla tua domanda direttamente su Davis, cioè il fatto che in fondo non fu una svolta repentina, no? Cioè in realtà questo fermento era in atto da molto tempo, molti musicisti stavano cercando questo binomio, questa affiliazione all'elettricità. Come dici tu, Dylan, appunto, e questo è magico secondo me, nel momento in cui questa cosa era appena nata, cioè non è che il bebop c'era già da 20 anni o da 10 anni o da 5 anni, era nato da pochi mesi, ma Miles aveva già capito che ciò che lui voleva fare era diverso, e i critici fraintesero completamente questa cosa dicendo che lui sembrava insicuro, sembrava traditore, ce n'è qualunque cosa al povero Dylan, il quale non fa altro che girarsi verso Robbie Robertson, questa è la band, e dirgli ok, play fucking loud, che sarebbe come dire vi prego suonate molto forte. Ho tradotto bene lei che è professore di inglese? Sì, diciamo che è un'idea. E quindi a questo punto diciamo Bitches Brew arriva l'incisione di questo album straordinario alla fine, nell'agosto, 19, 20, 21 agosto del 1969, dopo un percorso che era cominciato però il 4 dicembre 1967, cioè nel momento in cui Davis decide di inserire la chitarra elettrica all'interno del proprio quintetto, facendolo diventare un sestetto. E questo peraltro solo per il lavoro dal vivo. La band continuava ad essere un quintetto acustico. Quindi per lui era lo studio, come per i Beatles, lo studio diventava un ulteriore strumento compositivo, cioè nel quale si crea un laboratorio, una bottega artigiana, pensatelo come volete, nel quale si crea della roba che dal vivo non si può fare. Sì, hai risposto, hai dato anche ulteriori spunti che ritengo avrai modo di riprendere e approfondire più tardi. Quindi lo studio come laboratorio, nel senso che parallelamente conduceva due vite parallele.
Miles Davis. Da un lato, dal vivo, continuava a proporre il suo jazz acustico, con il contrabbasso, batteria, pianoforte, eccetera. In studio, di nottetempo, diciamo, con pochi accoliti, cominciava a sviluppare un nuovo linguaggio. Avevano sviluppato il loro gergo e fra di loro si capivano, e quindi questo poi alla fine non è una forma di schizofrenia, come dicevi tu, è un modo per continuare a esserci sulla scena musicale, ad esistere e a sviluppare, a gettare dei semi, sperando che questi semi potessero dare origine a nuove piante, no? Una cosa che mi interessa molto, e suppongo interessi a tutti coloro che hanno letto o sentito parlare del tuo libro, perché auspicabilmente lo leggeranno. Naturalmente ho accennato fuggevolmente al fatto che tu, e questo lo si capisce comunque, sei un esperto, ecco, diciamo, un esperto di Miles Davis, cioè sei una delle persone in Italia che hanno dato e stanno offrendo uno dei contributi maggiori alla conoscenza, all'approfondimento della vita e delle opere di Miles Davis. Ti sei occupato in particolare del periodo elettrico, appunto, quello che va dal 70 fino alla fine. Credo sia interessante che tu spenda due parole sul modo in cui tu hai attinto a tutta quella serie di documenti, perché naturalmente non ci sono soltanto i dischi, no? Non ci sono soltanto i dischi di vinile o i libri pubblicati, ma parliamo di materiale di prima mano che è stato indispensabile per la redazione del libro che tu hai scritto insieme a Viniero Rizzardi. E quindi mi piacerebbe che tu parlassi un po' del materiale d'archivio, dei nastri che hai consultato presso la sede della casa discografica di Miles Davis. Poi magari per ora non ne parlare, subito dopo parleremo un po' di Teo Masero, no? del produttore, dei musicisti anche ci interessa che tu ci parli. Cosa ci puoi dire a questo riguardo? Dunque sì, il lavoro sul libro è stato condotto in maniera, diciamo, più che seguendo i criteri della cronaca, come vengono fatte normalmente le cose, magari anche immettendo proprie opinioni riguardo a una cosa o l'altra, interpretazioni, eccetera, eccetera. No, è stato svolto invece in maniera scientifica. Ciò non significa che il libro sia rivolto quindi solo ed esclusivamente ad un pubblico di appassionati o di musicisti, assolutamente, cioè il libro rimane comunque, il nostro modo di vedere, vediamo anche insomma dalle recensioni che sono uscite e dalle lettere che riceviamo dagli appassionati, insomma comunque è gradevole la lettura anche per chi si avvicina per la prima volta insomma a questi argomenti. Però abbiamo tenuto questo rigore, per cui per noi, e qui Viniero Rizzardi, che con me ha scritto questo libro, ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto lui è uno dei più importanti musicologi nel campo della musica contemporanea. In particolare lui è il curatore dell'archivio Luigi Nono, uno dei curatori dell'archivio Luigi Nono della Giudecca di Venezia, quindi viene da un ambito, anche se ha sempre amato il jazz, però diciamo di tipo diverso, così come invece io mi occupo di jazz e di rock e ho sempre avuto una passione per la musica contemporanea, quindi ci siamo sposati un po' come idee su questo fronte, no? E lui abbiamo deciso di utilizzare questo metodo di ricerca. Per noi era fondamentale, se mai avessimo fatto un libro su Bitches Brew, e questo la molla poi è scattata nel momento in cui l'editore Luca Formenton ci ha praticamente dato il là, devo dire Luca è stato fondamentale in questo, e nel momento in cui appunto c'è stata l'idea di entrare negli archivi e scoprire i materiali veri, originali, quindi non partire dal disco come eravamo partiti nelle nostre prime ricerche, ma proprio dalle registrazioni. Quindi abbiamo fatto 2 viaggi negli Stati Uniti, a New York in particolar modo, abbastanza lunghi, in cui la seconda volta siamo finalmente riusciti ad avere le chiavi degli archivi. Qui siamo entrati in questi archivi della Columbia Records, che potete immaginare, è come entrare a Fort Knox praticamente, e lì abbiamo avuto delle sedute private d'ascolto, nel quale abbiamo potuto ascoltare tutti i materiali inediti
che hanno portato poi alla produzione del disco, del master finale, e oltretutto di tutta la documentazione che è conservata alla New York Public Library, dove c'è il fondo appunto Teo Macero, dove tutti possono consultare questo fondo. È molto interessante perché lui era un maniaco, il produttore che ha prodotto tutti, compresi Simon e Garfunkel di The Graduate, per intenderci, quelli di The Sound of Silence, e quindi voglio dire, lui era talmente maniaco che tutte le lettere, tutte le corrispondenze con gli artisti, con la casa discografica, ha conservato tutto e ha donato tutta questa cosa poco prima di morire alla personalità più importanti per il recupero del jazz dei primi anni 20, insomma. Bene, e quindi Miles Davis attraversò una serie di evoluzioni, captò, rielaborò, dopo, soprattutto come dicevi tu, dopo aver colto in precedenza i prodromi di quello che sarebbe avvenuto in seguito, e un po' alla volta, dopo aver attraversato, dopo aver cavalcato la musica jazz degli Stati Uniti, dopo aver suonato con i musicisti che hai nominato tu ed altri negli anni 50, gli anni 50 di Miles Davis furono un periodo... Alcuni prima. E alla luce di quanto stai dicendo, di quanto ci hai detto finora, il tuo parere personale è che Beaches Brew, i cui prodromi, i cui semi erano stati gettati, seminati diversi anni prima, è stato davvero un disco di rottura, non tanto per l'effetto che ha avuto sul pubblico, ma sugli effetti che ha determinato nella musica successiva? È stato un vero disco di rottura, oppure è stato sopravvalutato questo aspetto, alla luce della tua esperienza anche di musicista, naturalmente? No, Beaches Brew è straordinario, questo, altrimenti avremmo fatto forse un libro su un altro disco, tipo. Però no, perché è straordinario? Adesso questi termini, poi già usare è sempre difficile, no? Già straordinario. Però usiamolo proprio nella sua componente etimologica più pura, cioè straordinario, fuori dall'ordinario. È un disco esattamente fuori dall'ordinario. Bellissimo, splendido, cioè, questa roba qui è una roba che non ci interessa in questo frangente, cioè nel senso che sono dei giudizi talmente personali, no? Bisogna capire uno cosa ascolta di solito, cosa gli piace, come vive l'ascolto della musica, se ha voglia di fare... prossimo libro, ne approfitto per legarmi a questo argomento, perché proprio lavorando molto su Beaches Brew ha dato poi il là definitivo ad un progetto che curavo da circa 20 anni, che è una storia della musica del XX secolo attraverso il supporto fonografico, cioè quindi il supporto fonografico come testimonianza della memoria, come ciò che resta, che apparentemente è la verità, ma non lo è, di fatto non lo è, cioè nel senso che il disco preserva determinate cose che sono state scelte per essere preservate, cioè, voglio dire, la scena è un esempio, adesso non voglio andare fuori tema, ma voglio dire, è un esempio di blues tradizionale, no? Se noi pensiamo che il primo disco di jazz universalmente riconosciuto, e anche questa è una fandonia, ma comunque prendiamo le date per buone, è il 22 febbraio del 1917 con Nick La Rocca, cioè un gruppo di italo-americani guidato da questo palermitano che si chiamava Domenico, detto Nick La Rocca, di New Orleans, quindi è inutile che ce la raccontino, non sono gli afroamericani che è stato un lavoro di post-produzione, cioè di ripensamento di ciò che è stato registrato, che fa sì che la componente, passatemi il termine, intellettuale è molto alto, cioè nel senso che non è solo un atto creativo de panza, per così dire, no? Per usare un francesismo, ma è una cosa che ha invece a che fare proprio con un pensiero a posteriori. Considerate che il disco è stato registrato, come vi dicevo, in 3 sedute di 3 ore, nell'agosto del 69. Se qualcuno di voi ha un po' di esperienza, se qualcuno è musicista ha già capito di cosa sto parlando, ma anche lo stesso, cioè voi dovete fare i conti che un turno di 3 ore di registrazione non sono praticamente nulla, perché ora che hai piazzato tutti i microfoni,
hai fatto i test, gli strumenti sono piazzati e cominci a registrare, il tempo è già quasi finito. Se poi considerate che ogni volta devono smontare e rimontare, perché la Columbia aveva dei turni di registrazione intensissimi, per cui poi subito dopo poteva esserci Springsteen che registrava, o Dylan, o chi so io, a questo punto voi capite che tutto questo è folle. Considerando poi che erano coinvolti 13 musicisti, la maggior parte dei quali non si erano mai incontrati prima di quel momento in cui si sono trovati in studio. Perché Davis giocava su questa cosa, lui era un pugile. Prima abbiamo giocato su questa stupidaggine del wrestler che tra l'altro non mi ero nemmeno accorto che il tuo nome è scritto più grande, quindi adesso che lo vedo. Adesso comincia la storia lunga. No, adesso che l'ho scritto non è possibile. Cioè, mi ha fatto notare lui adesso. Comunque insomma dicevo è impressionante questa cosa qui, il fatto che lui era come un pugile, quindi sfidava i suoi musicisti a essere creativi perché non sapevano che cosa sarebbe successo in studio. Lui non ha fatto delle prove prima, capite? Lui ha portato in studio questa gente che non si era mai vista prima e ha assegnato, li ha messi in semicerchio, hanno fatto tutto il microfonaggio e dopo hanno cominciato a registrare, con Miles che dava delle piccolissime indicazioni. Quindi una componente chiedo scusa, un po' magica nelle intenzioni, la volontà di far credere, di trovarsi all'interno del cerchio magico, no? Come quello dei poeti romantici, all'interno del cerchio magico dove lì e lì soltanto sarebbe avvenuta la magia, dove lì sarebbe avvenuto ciò che al di fuori non era possibile, non era pensabile agli altri esseri non abbastanza fortunati da essere stati scelti per stare lì dentro. Ora, questa componente credo ci fosse nelle intenzioni e anche nell'immaginario dei musicisti che hanno partecipato. Si sono fatti forse abbastanza prendere, anche perché Miles Davis, tu dicevi, era un pugile, era uno che ti sollevava da terra, era un uomo dotato di un carattere, sapeva mesmerizzare i musicisti, i critici e gli altri, erano famose le sue intemperanze, no? Quindi diciamo un cerchio magico all'interno del quale è avvenuta la cristallizzazione di un momento che ha dato origine ad un prodotto che tu hai giudicato straordinario. Suonate molto forte. Ho tradotto bene lei che è professore di inglese? Sì, diciamo che è un'idea. E quindi a questo punto diciamo Bitches Brew arriva l'incisione di questo album straordinario alla fine, nell'agosto, 19, 20, 21 agosto del 1969, dopo un percorso che era meraviglioso e nello stesso tempo diverso quanto più non si potrebbe, ed era la stessa mente, la stessa mano che ha dato origine. Come mi spieghi questo? In realtà è molto diverso da un punto di vista estetico-formale, diciamo, non voglio dire superficiale, perché potrebbe anche essere invece considerato di estrema profondità. Un pesce pensa alla profondità in una maniera molto diversa da noi. Quindi voglio dire, è lo stesso discorso, ammesso che pensi alla profondità, non so. Se pensano a qualcosa, secondo me pensano anche alla profondità. Pensano anche alla profondità. Quindi sono dei filosofi di per sé. Come? In quanto pesci, sì. Ah, capisco. Ci devo pensare. Va bene. Quindi, in realtà anche il metodo usato, da Kind of Blue, in Kind of Blue è esattamente il medesimo, con l'unica differenza che Miles e i musicisti che hanno collaborato a Kind of Blue erano dei musicisti abituali, cioè suonavano insieme da tempo, anche se anche lì c'è l'elemento X. In questo caso è costituito da Bill Evans, nel senso che il pianista Bill Evans era già stato... Ritengo avrai modo di riprendere e approfondire più tardi. Quindi lo studio come laboratorio, nel senso che parallelamente conduceva due vite parallele Miles Davis. Da un lato, dal vivo, continuava a proporre il suo jazz acustico con il contrabbasso, batteria, il pianoforte, eccetera.
in studio, di nottetempo, diciamo, con pochi accoliti, cominciava a sviluppare un nuovo linguaggio. Avevano sviluppato il loro gergo e fra di loro si capivano, e quindi questo poi alla fine non è una forma di schizofrenia, come dicevi tu, è un modo per continuare a esserci sulla scena musicale, ad esistere e a sviluppare, a gettare dei semi, sperando che questi semi potessero dare origine a nuove piante, no? Una cosa che mi interessa molto, e suppongo interessi a tutti coloro che hanno letto o sentito parlare del tuo libro, perché auspicabilmente lo leggeranno, naturalmente ho accennato fuggevolmente al fatto che tu di magia, no? Di come Miles riuscisse in qualche maniera a mesmerizzare appunto i suoi musicisti. Ha detto, va bene, ci credo, però prima verifico se non c'è un sistema di codici, e il sistema di codici. Sei una delle persone in Italia che hanno dato e stanno offrendo uno dei contributi maggiori alla conoscenza, all'approfondimento della vita e delle opere di Miles Davis. Ti sei occupato in particolare del periodo elettrico, appunto, quello che va dal 70 fino ascoltando che cosa succedeva alla fine. Credo sia interessante che tu spenda due parole sul modo in cui tu hai attinto a tutta quella serie di documenti, perché naturalmente non ci sono soltanto i dischi, no? Non ci sono soltanto i dischi di vinile o i libri pubblicati, ma parliamo di materiale di prima mano che è stato indispensabile per la redazione del libro che tu hai scritto insieme a Viniero Rizzardi. E quindi mi piacerebbe che tu parlassi un po' del materiale d'archivio, dei nastri che hai consultato presso la sede della casa discografica di Miles Davis. Poi magari per ora non ne parlare, subito dopo parleremo un po' di Teo Masero, no? del produttore, dei musicisti anche ci interessa che tu ci parli. Cosa ci puoi dire a questo riguardo? Dunque sì, il lavoro sul libro è stato condotto in maniera diciamo più che seguendo i criteri della cronaca, come vengono fatte normalmente le cose, magari anche immettendo proprie opinioni riguardo a una cosa o l'altra, interpretazioni eccetera eccetera. No, è stato svolto invece in maniera scientifica. Ciò non significa che il libro sia rivolto quindi solo ed esclusivamente ad un pubblico di appassionati o di musicisti, assolutamente, cioè il libro rimane comunque, a nostro modo di vedere, vediamo anche insomma dalle recensioni che sono uscite e dalle lettere che riceviamo dagli appassionati, insomma comunque è gradevole la lettura anche per chi si avvicina per la prima volta insomma a questi argomenti. Però abbiamo tenuto questo rigore, per cui per noi, e qui Viniero Rizzardi, che con me ha scritto questo libro, ha avuto un ruolo fondamentale. Herbie, a un certo punto, fra le varie domande, ho detto, senti, ma mi racconteresti la tua versione del licenziamento di George Coleman? E dice, guarda, è stata una cosa assurda, perché George stava facendo un assolo, eravamo sul palco, stavamo facendo un concerto, a un certo punto Miles, che stava normalmente fuori dal palco quando noi si faceva gli assoli, Miles è entrato sul palcoscenico, si è avvicinato a George Coleman e gli ha sussurrato all'orecchio, "You're fired", sei licenziato. E George Coleman è rimasto un po' interdetto, ha continuato il suo assolo, è finito il concerto. Miles era uso fare scherzi di cattivo gusto, no? Soprattutto sul palco. Quindi dice, alla fine del concerto Miles è in camerino e George Coleman fa, ma scusa, ma cosa mi hai detto prima? You're fired. Dice, come sono licenziato? Perché? Ma vedi, perché oggi... Cambiava voce quando spiegavo. Sì, ma te la faccio in italiano, insomma, finiamo più, faccio doppia traduzione, poi ti fare la traduzione tu, io la voce di Miles, sì, finiamo più, poi diventa teatro. Allora, vedi... oggi pomeriggio sono passato davanti alla tua stanza d'albergo e ho sentito che tu stavi provando delle frasi sul sassofono e proprio ad un certo punto, questa sera, hai suonato esattamente quella cosa che hai provato oggi in camera. Bene. E quindi sei licenziato. Dici, ma
nel momento in cui appunto c'è stata l'idea di entrare negli archivi e scoprire i materiali veri, originali, quindi non partire dal disco come eravamo partiti nelle nostre prime ricerche, ma proprio dalle registrazioni. Quindi abbiamo fatto 2 viaggi negli Stati Uniti, a New York in particolar modo, abbastanza lunghi, in cui la seconda volta siamo finalmente riusciti ad avere le chiavi degli archivi. Qui siamo entrati in questi archivi della Columbia Records, che potete immaginare come entrare a Fort Knox praticamente, e lì abbiamo avuto delle sedute private d'ascolto, nel quale abbiamo potuto ascoltare tutti i materiali inediti che hanno portato poi alla produzione del disco, del master finale, e oltretutto di tutta la documentazione che è conservata alla New York Public Library, dove c'è il fondo appunto Teo Macero, dove tutti possono consultare questo fondo. È molto interessante perché lui era un maniaco, il produttore che ha prodotto tutti, compresi Simon e Garfunkel di The Graduate, per intenderci, quelli di The Sound of Silence, e quindi voglio dire, e lui era talmente maniaco che tutte le lettere, tutte le corrispondenze con gli artisti, con la casa discografica, ha conservato tutto e ha donato tutta questa cosa poco prima di morire alla New York Public Library, e lì abbiamo avuto questa autorizzazione speciale dalla Columbia e da Teo Macero, dalla famiglia di Teo Macero, di copiare tutti i materiali e poterli utilizzare per il libro, e questo è stato un grande successo, per cui il libro poi è costruito sui materiali, non un pianista di piano bar qualunque, voglio dire, cioè, uno dei più grandi pianisti ancora oggi viventi, non solo nel campo del jazz. Bene, talmente Beaches Brew, quella che è uscita in 4 CD eccetera eccetera, è basato sui nostri studi, quindi siamo stati in studio ad ascoltare i nastri insieme a Lenny White, che è uno dei 2 batteristi che sono nel disco, il quale ci ha dato tutta una serie di informazioni relative a come sono andate le sedute di registrazione eccetera eccetera, quindi, e abbiamo intervistato praticamente tutti i musicisti che hanno suonato in Beaches Brew, quelli ancora vivi, gli altri alcuni prima. E alla luce di quanto stai dicendo, di quanto ci hai detto finora, il tuo parere personale è che Beaches Brew, i cui prodromi, i cui semi erano stati gettati, seminati diversi anni prima, è stato davvero un disco di rottura, non 18 all'epoca dei fatti, come se fosse un suo, esattamente comprimario. Cioè, lo stesso Miles, non è che lui stava sulla sua torre d'avorio e guidava la nave, pubblico, ma sugli effetti che ha determinato nella musica successiva. È stato un vero disco di rottura, oppure è stato sopravvalutato questo aspetto, alla luce della tua esperienza anche di musicista, naturalmente? No, Beaches Brew è straordinario, questo altrimenti avremmo fatto forse un libro di Mike Stern, John McLaughlin, cioè posso andare avanti, Lee Konitz, Jerry Mulligan, cioè voglio dire, allora, cioè, aveva diciamo un discreto fiuto per le cose che funzionavano, per i musicisti che funzionavano e le combinazioni soprattutto, perché tu sai benissimo da musicista che non basta mettere 2 talenti pazzeschi uno a fianco all'altro, anzi molte volte vale la legge dei 2 galli nel pollaio, no? Non funziona proprio, si finisce per farsi del male delle volte. E invece Miles, anche se questi erano tutti delle superstar che ancora non lo sapevano, ah sì, c'è quell'altro giovane anche, John Coltrane. Insomma, ragazzi, John Coltrane non aveva ancora inciso ufficialmente un disco a nome suo, bellissimo, splendido, cioè, questa roba qui è una roba che non ci interessa in questo frangente, cioè nel senso che sono dei giudizi talmente personali, no? Bisogna capire uno cosa ascolta di solito, cosa gli piace, come vive l'ascolto della musica, se ha voglia di farsi anche violentare un pochino talvolta, no? Cioè sono talmente tante le cose, sì c'è, ma è talmente profondo questo disco, è talmente multidimensionale, succedono talmente tante cose in sto Beaches Brew, che quando Chick Corea ha lasciato la band per fondare il suo gruppo, che si sarebbero, che prima, vabbè, ha fatto l'esperienza del free con ARC e poi con Anthony Braxton, cioè nel senso, se siamo ancora legati ai canoni classici della bellezza greca, voglio dire Kalos Kai Agathos, allora voglio dire a questo punto
forse magari, no, forse e Lenny White alla batteria e quell'altro anche che aveva appena imparato a suonare il basso che si chiama Stanley Clark, voglio dire, superstar band. E John McLaughlin fonda invece la Mahavishnu Orchestra, uscendo sempre da Beaches Brew. Herbie Hancock fonda gli Headhunters dopo e prima ancora con i gruppi suoi elettrici. Quindi voglio dire, cioè l'organizzazione dei materiali, gli aspetti più imprevedibili dell'agire musicale e dell'atto della post-produzione, perché questo poi è un aspetto fondamentale nel disco Beaches Brew, allora ecco, Beaches Brew, oltre che straordinario, è anche un disco fondamentale, cioè per quello che viene costruito in una maniera in cui lo stesso Davis non è più riuscito a ricreare un panorama di quel tipo. A questo punto permettimi di interromperti che ma proprio perché rappresenta, così come le variazioni Goldberg di Glenn Gould nell'edizione 1981, cioè siamo di fronte ad un oggetto sonoro che è una testimonianza non tanto di un atto creativo unico, cioè di un mettere insieme dei musicisti e farli funzionare, ma di un prodotto che esiste solo ed esclusivamente perché molte forze hanno agito in comune e soprattutto vi è stato un lavoro di post-produzione, cioè di ripensamento di ciò che è stato registrato, che fa sì che la componente, passatemi il termine, intellettuale è molto alto. Cioè nel senso che non è solo un atto creativo de panza, per così dire, no? Per usare un francesismo, ma è una cosa che ha invece a che fare proprio con un pensiero a posteriori. Considerate che il disco è stato fatto, crea una composizione estemporanea. Quindi se noi pensiamo al mondo classico, cioè al mondo tradizionale, noi normalmente il momento della composizione, della esecuzione è disgiunto, nel senso che a casa il compositore con la matita normalmente compone, cioè voi dovete fare i conti che un turno di 3 ore di registrazione non sono praticamente nulla, perché ora che hai piazzato tutti i microfoni, hai fatto i test, gli strumenti sono piazzati e cominci a registrare, il tempo è già quasi finito. Se poi considerate che ogni volta devono smontare e rimontare, perché la Columbia aveva dei turni di registrazione intensissimi, per cui poi subito dopo poteva esserci Springsteen che registrava, o Dylan, o chi so io, a questo punto voi capite che tutto questo è folle. Considerando poi che erano coinvolti 13 musicisti, la maggior parte dei quali non si erano mai incontrati prima di quel momento in cui si sono trovati in studio. Perché Davis giocava su questa cosa, lui era un pugile. Prima abbiamo giocato su questa stupidaggine del wrestler che fra l'altro non mi ero nemmeno accorto che il tuo nome è scritto più grande, quindi adesso che lo vedo. Adesso comincia la storia. No, adesso che l'ho scritto, adesso io vado, perché non è possibile. Cioè, me l'ha fatto notare lui adesso. Comunque insomma dicevo è impressionante questa cosa qui, il fatto che lui era come un pugile, quindi sfidava i suoi musicisti a essere creativi perché non sapevano che cosa sarebbe successo in studio. Lui non ha fatto delle prove prima, capite? Lui ha portato in studio questa gente che non si era mai vista prima e ha assegnato, li ha messi in semicerchio, hanno fatto tutto il microfonaggio e dopo hanno cominciato a registrare, con Miles che dava delle piccolissime indicazioni. Quindi una componente chiedo scusa, un po' magica nelle intenzioni. Questa era roba che avrebbe scartato, eccetera. Herbie Hancock mi guarda e mi fa "Welcome to a Miles Davis session". Cioè questa era la sua pratica, non faceva mai capire. Benny Maupin per esempio racconta che a un certo punto Miles non faceva riascoltare le cose che avevano registrato ai musicisti. Tipo a un certo punto dice: mi passa le cuffie e mi fa ascoltare un pezzettino. E gli dice: ti piace? Sì, bellissimo, ok. E mi strappa la cuffia di testa, cioè, perché lui aveva questo terrore che i musicisti, se fosse stata fatta un'altra presa, cercassero di riprodurre se stessi. Questa è una cosa che capita molto spesso anche a noi jazzisti quando si improvvisano, cioè se una cosa ti viene bene, se non hai veramente un grande training, che sai che è la cosa che devi evitare di più, è venuta bene? Perfetto, non bisogna più farla. Invece tendenzialmente se una cosa ti è venuta bene tendi a ripetere te stesso, e questa cosa, figurati se ascolti la registrazione, hai una doppia riprova che la cosa non è solo una tua sensazione ma è anche una
una prova del 9 per così dire, quindi questa cosa diventa pericolosissima. Per evitare questa cosa Davis evitava i riascolti. Poi appunto alla fine hanno accumulato questa mole di materiale, che poi in realtà non è tantissima, perché ripeto appunto 9 ore di registrazione non sono nulla, e nei nastri resta... Davis, tu dicevi era un pugile, era uno che ti sollevava da terra, era un uomo dotato di un carattere, sapeva mesmerizzare i musicisti, i critici e gli altri, erano famose le sue intemperanze, no? Quindi diciamo un cerchio magico all'interno del quale è avvenuta la cristallizzazione di un momento che ha dato origine ad un prodotto che tu hai giudicato straordinario. E ritorno sulla domanda di prima. Che risultati ha dato una volta che il cerchio magico una volta che la luce si è spenta? Cosa è rimasto fuori? Perché tu prima hai parlato di altri dischi, a me è venuto in mente che l'altro disco più famoso di Miles Davis, forse che ha venduto, qua però mi confermerai o meno la mia affermazione, che ha venduto forse più di Beaches Blue, e cioè Kind of Blue, è un disco meraviglioso, questo è un giudizio del tutto soggettivo, è un disco meraviglioso e nello stesso tempo diverso quanto più non si potrebbe, ed era la stessa mente, la stessa mano che ha dato origine. Come mi spieghi questo? In realtà è molto diverso da un punto di vista estetico-formale, diciamo, non voglio dire superficiale, perché potrebbe anche essere invece considerato di estrema profondità. Un pesce pensa alla profondità in una maniera molto diversa da noi, quindi voglio dire è lo stesso discorso, ammesso che pensi alla profondità, non so. Se pensano a qualcosa, secondo me pensano anche alla profondità. Pensano anche alla profondità, quindi sono dei filosofi di per sé. Come? In quanto pesci, sì. Capisco. Ci devo pensare. Va bene. Quindi in realtà anche il metodo usato da Kind of Blue, in Kind of Blue è esattamente il medesimo, con l'unica differenza che Miles e i musicisti che hanno collaborato a Kind of Blue erano dei musicisti abituali, cioè suonavano insieme da tempo, anche se anche lì c'è l'elemento X. In questo caso è costituito da Bill Evans, nel senso che il pianista Bill Evans se n'era già andato dal gruppo di Davis quando hanno registrato Kind of Blue, ma Miles sapeva che solo con Bill Evans avrebbe potuto ottenere quel tipo di nuance, quel tipo di tessitura, e quindi che cosa fece? Richiamò Bill Evans, tanto che Wynton Kelly, che ormai era il pianista ufficiale, la parola, mi viene una parola tecnica ma ne userò un'altra, si inalberò, cominciava alla stessa maniera, si inalberò moltissimo perché disse: ma cosa ci fa il bianco qua? Sono io il pianista. E tu dici: tu non ti preoccupare, tu fai il blues. E infatti gli fece fare Freddy the Freeloader, no? Che è un capolavoro meraviglioso. E dopodiché passa a Bill Evans il testimone e in 2 sedute tac tac esce Kind of Blue. Ma è anche in quel caso lì però non c'è un pensiero dietro, un'organizzazione dei materiali. Allora una delle mie follie è cominciata negli anni 80, questo, quando Miles era ancora in vita. Siccome ero molto interessato a capire come Miles Davis facesse a passare da un brano all'altro, eccetera, senza soluzione di continuità, perché loro suonavano tutto in medley, no? In suite, cioè cominciavano il concerto alle 9 e finivano alle 10:30 senza nessuna pausa, senza annunciare i brani, e entravano direttamente nei brani uno nell'altro, uno in fila all'altro, e mi sono sempre chiesto come facessero a fare questa cosa, anche perché tutte le scalette dei concerti erano tutte diverse ogni sera. E allora, li ha talmente distrutti che poi questi due hanno divorziato. No, Nicole Kidman e Tom Cruise, voglio dire, la scena famosa della camera da letto in cui si fanno le confidenze. E voglio dire, eppure, al di là del fatto che Tom Cruise possa o no essere un grande attore, c'è la TV, non dovrei dirle queste robe. Vabbè, si frega. Cioè, voglio dire, riuscisse in qualche maniera a mesmerizzare appunto i suoi musicisti, ha detto: va bene, ci credo, però prima verifico se non c'è un sistema di codici, e il sistema di codici c'è, quindi e l'ho scoperto negli anni, ancora negli anni 90, quando praticamente ho cominciato ad ascoltare, a collezionare tutte le registrazioni live che incontravo di Davis. Ho messo insieme circa 600 ore di materiale inedito,
ascoltando che cosa succedeva prima dell'inizio di ogni brano, no? E mi sono reso conto che prima dell'inizio di ogni brano Miles Davis suonava per ogni brano sempre la medesima di quello che si vede, perché mi aggancio a quanto tu dicevi prima, parlavi del film e quindi c'è questo aspetto visivo che è molto marcato, come del resto in tutta la storia della carriera di Miles Davis. Tutti gli appassionati ricordano il modo in cui le sue mise degli anni 80, il modo in cui lui si vestiva, ma anche negli anni 80, anche negli anni 50, lui aveva sempre questo aspetto visivo molto forte. Per anni era sempre in giacca e cravatta, poi improvvisamente cominciò ad avere delle mise pazzesche. Sì, forse sai una cosa che potremmo fare giusto anche per alleggerire questo momento, e forse anche per dare a chi magari non ha la minima idea di, perché in fondo noi stiamo parlando di una roba che non esiste, perché voglio dire, se ci sono delle persone che non hanno mai sentito il disco Beaches Brew, in fondo quanto tempo è? Un'ora circa che parliamo del nulla, concerti eccetera eccetera, tutti i musicisti che avevano suonato con Miles negli anni 60 e negli anni 70 per capire se fossero mai state verbalizzate queste cose, e mi hanno detto che non c'era mai stata esplicitazione verbale in merito, era tutta una cosa che nasceva sul palcoscenico, non c'erano mai state prove, ma era una cosa talmente chiara. Addirittura mi sorprese quando io feci questa conferenza dove andai a presentare questo sistema che chiamavo appunto le frasi in codice all'epoca alla Washington University di St. Louis, e facciamo questa conferenza insieme ad alcuni musicisti che avevano suonato con Davis, Dave Liebman, Gary Bartz, Jimmy Cobb, che appunto è il batterista di Kind of Blue, e Tom Serro, produttore di Miles. E quando io esposi questa cosa, Gary Bartz, proprio il suo sassofonista, mi disse: guarda, sai Enrico, adesso che me lo dici mi rendo conto che era così, ma non ci avevo mai pensato. Semplicemente lui suonava queste cose e noi reagivamo a quella cosa lì. L'aspetto dell'improvvisazione è una cosa fondamentale nella musica di Miles. Miles era tremendo in questa roba, lui non voleva assolutamente che venissero preparati dei materiali. Tu sai quell'aneddoto che a me piace tantissimo, che è uno dei miei preferiti su Miles, sono due in realtà, che cerco di raccontare quando ho il tempo. Il primo riguarda il famoso licenziamento di George Coleman. Ad un certo punto, quando prima di Wayne Shorter, cioè del quintetto storico che poi ha registrato dei dischi fantastici, ESP, guarda caso anche i titoli, no, di Miles richiamavano questa cosa un po' magica, ESP, Extrasensorial Perception, no? Oppure Dark Magus, non so, cioè The Sorcerer, da questo punto di vista. Zappa diceva una cosa bellissima della musica: la musica in fondo è una scultura d'aria. Cioè, secondo me è la massima definizione che io riesca a dare della musica, una scultura d'aria, è aria che si muove, sono particelle di roba che si muove, che arriva al nostro nervo acustico e che il nostro cervello poi elabora. E ogni tanto, cioè, nelle mie follie dicchiane, per esempio, uno dei miei scrittori preferiti è Philip Kindred Dick, quindi vi lascio immaginare se lo conoscete, nella mia follia dicchiana ogni tanto penso: beh, ma e se non esistesse? Cioè, e se fosse solo, cioè, e se fosse che ognuno di noi la percepisse veramente in una maniera completamente diversa da chiunque altro? E infatti di fatto è così, perché altrimenti non si spiegherebbe perché delle cose siano considerate dei assoluti capolavori e delle altre cose che non hanno a che fare solo con il gusto, ma proprio anche con i termini tecnici proprio della costruzione. Allora io volevo fare... Io temevo che tu facessi un'altra citazione di Frank Zappa, ma per fortuna ho avuto... Sì. La vuoi fare tu allora? No, vedo che... No, sei tu quello che... No, io sono lo zappofilo, ma voglio dire... Allora, io adesso vorrei farvi sentire solo... beh, questo è l'attacco di Beaches Brew, per esempio, della canzone Beaches Brew, che poiché dura 27 minuti ve ne faccio sentire solo un pezzettino. Oppure no. Allora, ecco, quando noi si faceva gli assoli, che è stata provata la sera prima di entrare in studio da 6 dei 13 musicisti. Sul palcoscenico si è avvicinato a George Coleman e gli ha sussurrato all'orecchio: "You're fired", sei licenziato. E George Coleman è rimasto un po' interdetto, ha continuato il suo solo, è finito il concerto. Allora, ecco, qui c'è questo signore Cicoria che mette giù questi accordi, Jack DeJohnette alla batteria, Dave Holland al basso, Miles Davis con la tromba con l'eco, con delay. E questo è l'attacco del disco, proprio il disco comincia così, in questa maniera un po' misteriosa, no? Si porta dentro un po'.
per mano in una... Pensate che, ecco, una cosa per esempio che abbiamo scoperto è che questo eco che c'è sulla tromba nei nastri originali non c'è, cioè Miles non ha suonato con il delay a nastro, ma è stato aggiunto in fase di post-produzione da Teo Massetto prima. Io siccome sono licenziato, perché? Ma vedi, perché oggi... Cambiava voce quando spiegavo. Sì, ma te la faccio in italiano, se no non finiamo più, faccio doppia traduzione, poi ti fare la traduzione tu, io la voce di Miles, sì, finiamo più, poi diventa teatro. Allora, vedi, oggi pomeriggio sono passato davanti alla tua stanza d'albergo e ho sentito che tu stavi provando delle frasi sul sassofono e proprio ad un certo punto, questa sera, hai suonato esattamente quella cosa che hai provato oggi in camera. Bene. E quindi sei licenziato. Dici, ma come? Io faccio di tutto per prepararmi, per suonare al meglio con te, eccetera, eccetera, tu mi licenzi. Eh sì, perché io mica ti pago per provare nella camera d'albergo, io ti pago per improvvisare sul palco. Allora, questo qui, da una parte ho pensato, beh però bel bastardo, è vero allora che mai sarà proprio uno senza scrupoli, cioè che faceva fuori la gente come dico, parte così intensa, Teo Massero ha la sensazione che ci sia la necessità di accompagnare l'ascoltatore per mano all'interno di questo nuovo modulo espressivo. Quindi parte il basso di Harvey Brooks, il basso elettrico, e risponde il clarinetto, quindi non è neanche vera quella teoria lì, insomma, che lui avesse già in mente di prendere qualcun altro. Proprio la cosa più importante per lui è